rappresento Ostrabora, che è questa azienda ostricoia e veneta. Siamo sulla sciacca di Scardovari, detta del Po, e dal 2023 abbiamo iniziato questa esperienza con l'inizio dell'allevamento di ostriche. La nostra, come dicevo, è un'azienda familiare. Abbiamo iniziato, i miei genitori, mio papà e mio zio hanno iniziato nel 91 con l'allevamento di vongole, poi nel 94 con l'allevamento di cozze e nel 2023 con le ostriche. La nostra è un'ostrica che viene di seme francese, facciamo la parte di pre-ingrasso all'interno di queste lanterne, sono fatte tutte reti fatte a mano, dove all'interno vengono messe le ostriche in maniera tale da proteggere dal granchio blu. Poi, una volta arrivate a maturazione, le prendiamo e le mettiamo dentro queste ceste galleggianti che vanno a lievigare quello che è il guscio esterno e anche a rafforzare il muscolo interno. Quindi abbiamo un'ostrica più croccante, più carnosa, essendo in una zona come il delta del Po ha anche una sapidità minore, quindi abbiamo un gusto più delicato, più dolce. E appunto adesso siamo riusciti a, comunque noi puntiamo un'ostrica di qualità, perché comunque abbiamo una produzione molto limitata, perché siamo in 5 e quindi puntiamo più alla qualità rispetto alla quantità. E adesso in anteprima abbiamo anche questa nuovo tipo di ostrica, che è un'ostrica che viene da altre parti d'Italia e viene fatto l'affinamento all'interno della nostra laguna. Sta per circa 3 mesi dentro le ceste galleggianti, dopodiché andiamo finché non si appunto non ha cambiato quello che è il muscolo interno, per poi portarla alla vendita. E per arrivare dopo, a seconda del calibro, comunque siamo intorno ai 12-15 mesi di produzione, di tempo di produzione. E quindi appunto essendo partiti ad agosto del 2023 siamo arrivati in produzione ad ottobre 24, quindi un'ostrica calibro 3, quello che va venduto di più, ostrica di circa 95 grammi, e abbiamo anche calibro 2, siamo intorno ai 125 grammi, però un po' più importante da mangiare. E adesso siamo poi a Spezia per rappresentare quella che è la nostra realtà e portare avanti quella che è l'ostricoltura italiana.